Dal museo al ristorante, dall'albergo alla visita guidata, passando per la gita in Burchiello, tutta Padova a disposizione in un unico portale pensato per i turisti che vogliono venire a visitare la città e il territorio che la circonda. È online il portale dell'organizzazione di gestione della destinazione turistica di Padova, www.turismopadova.it. Accedendo alla homepage si potrà creare la propria vacanza a Padova scegliendo tra cultura, cibo, alberghi e gite in provincia, dalle terme ai cammini antoniani dell'Alta Padovana. Attraverso i luoghi, le storie, i personaggi, è un luogo emozionale. Attraverso dei video molto emozionali cerca di catturare il turista nazionale, internazionale e bilingue, in inglese e in italiano, ma al tempo stesso, ed ecco la chiave, permette al navigatore di farsi il suo carrello della spesa. Il turista potrà acquistare il biglietto unico per i siti UNESCO, prenotare gite, alberghi e ristoranti, organizzando la sua permanenza su misura. Nel portale, infatti, sono registrate 242 strutture ricettive, 67 ristoranti, 468 punti di interesse e 100 tra eventi e manifestazioni presenti a Padova. Dopo la recente nomina dell'Urbs Picta Patrimonio UNESCO, era necessario creare uno strumento per agevolare la presenza dei turisti in città, visto che Padova, nonostante la pandemia, ha avuto un exploit di presenza negli ultimi anni. Padova assieme a Verona con un più 130% degli arrivi e delle presenze in questi ultimi 10 anni, è la città d'arte, la città italiana che ha avuto il trend di crescita più significativo. Oggi facciamo un salto di qualità, siamo patrimonio UNESCO e al tempo stesso abbiamo creato un portale e a breve partiremo con una grande campagna di promozione turistica della città che sarà incentrata sulla Urbs Picta e naturalmente sul suo strumento di servizio che è il portale.